Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora siamo ancora e sempre ad Orwell, che rimane la bussola principe per interpretare questa nostra contemporaneità impazzita. Ricordate il finale della Fattoria degli animali? Alcuni animali sono più uguali degli altri. Ebbene, oggi ci tocca dire, di fronte alle cronache, a come è trattato il caso di cronaca di queste ore, che alcune persone omosessuali sono meno omosessuali delle altre, anche se sono di sinistra. Si dà questo caso. Il caso qual è? Quello di Francesco Spano, che per un battito d'ali è stato capo di gabinetto del nuovo ministro della cultura Alessandro Giuli e che si è dimesso. Si è dimesso per una serie di per l'annuncio di una tempesta mediatica che coinvolge pesantemente la sua vita personale, il rapporto col suo compagno, gli incarichi avuti dal suo compagno che sarebbero intrecciati ai suoi, insomma, per una vicenda di insinuazioni gossipare, annunciate tra l'altro da Sigfrido Ranucci come parte della puntata di Report che andrà in onda tra 2 giorni. E qual è la cosa strana, però è anche un po' irritante, che Francesco Spano sulla carta è il profilo perfetto per urlare al martire del pensiero omofobo, perché è un omosessuale dichiarato, è una persona che nel suo percorso politico biografico chiaramente non ha simpatie di destra, diciamo, è anche un attivista LGBT, è stato coinvolto anche in un caso di finanziamenti a un'associazione LGBT, ma insomma è sulla carta il profilo perfetto per imbastire la solita martirologia politicamente corretta. Qual è il problema? Il problema è che le sue dimissioni, il caso che lo coinvolge, può danneggiare seriamente il governo, anche perché il Ministero della Cultura è reduce dalla commedia sexy di mezz'estate di San Giuliano, insomma una doppietta un po' eccessiva, francamente. E qui è uno strumento utile per creare un problema al governo. Qualche editorialista oggi dei giornaloni, confondendo i propri auspici con la realtà, secondo me, dice addirittura far cadere il governo, ma comunque insomma creare un pesante imbarazzo mediatico e anche un problema politico interno al governo e anche al partito principale di maggioranza, Fratelli d'Italia. E quindi tutti si scordano che sia un omosessuale oggetto di insinuazioni pesanti sulla vita personale. Anzi, sono tutti felici che ci sia questo caso e lo alimentano perché può danneggiare il nemico ideologico, e quindi giù di allusioni, giù di macelleria mediatico personale. Su questa gigantesca ipocrisia consiglio l'intervista, la chiacchierata più che un'intervista, la libera chiacchierata che c'è oggi sul Foglio, rilasciata a Salvatore Merlo da Paola Concia, una delle prime attiviste omosessuali di sinistra, onesta intellettualmente, ma intruppata nel luogo comunismo della sua stessa parte, la quale sostanzialmente dice: ma la sinistra dei diritti civili perché non difende Spano? È uno schifo. Cioè mette il dito nella piaga di questa assenza ingiustificata coi loro canoni, coi canoni che usano ogni giorno. È un chiaro caso di omofobia, dice la Concia. Io mi chiedo, ma la sinistra dei diritti civili dov'è? E in effetti dovrebbe essere sulle barricate oggi, invece è lì a sventolare questo caso e alimentare la macelleria gossipara. E perché tace, incalza Merlo? Tace perché Spano è un uomo di sinistra che collaborava con un ministro di destra, un traditore, e quindi il PD dei diritti civili non lo difende. Siamo ancora alla categoria staliniana del tradimento. Spano è peggio di uno di destra perché è uno dei loro che ha tradito. È una cosa oscena, in un clima complessivamente osceno e miserabile. Chapeau a Paola Concia, qui da Radio Libertà, e la ennesima certezza per cui la causa arcobaleno, tanto strombazzata dalle anime belle, è qualcosa che ha a che fare molto con l'ideologia e poco con i diritti delle persone concrete, con le storie delle persone concrete, con la tutela delle persone concrete. Grazie a tutti. A proposito di schiaffi all'ideologia, vi aspetto tra pochissimo col direttorissimo Vittorio Feltri per il Bamba della settimana. Tra poco.